2022 del Carnevale di Venezia dal 12 febbraio al 1 marzo si chiamerà Remember the Future, niente eventi in piazza San Marco, spettacoli diffusi nei campi. Dalla riunione convocata in prefettura a Venezia su richiesta delle imprese coinvolte nei lavori del Mose sono arrivate notizie positive. Resta l'incognita della Corte dei Conti che deve dare il via libera entro il 28 febbraio. Lunedì sciopero di un'ora del personale dei nidi comunali di Venezia potrebbe essere la prima di una serie di iniziative per chiedere un deciso cambio di passo a Cafarsetti. Domani manifestazione davanti all'Arsenale di Venezia contro l'ipotesi di cessione delle parti di proprietà comunale. Quell'area può rappresentare il rilancio socio-economico della città. Era lo zio della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Baldini, 59enne vigilante trovato morto in acqua a Venezia dopo un fatale malore. Il ricordo su Facebook, un uomo buono e un gran lavoratore. È stato festeggiato nel cantiere nautico del comune di Malamocco il recupero e varo di un'antica imbarcazione a remi veneziana, la Bissona Bizantina. Al lavoro nelle serre e nei campi in cui si coltivano verdure biologiche, ad aiutare a conoscere chi è impegnato nella fattoria sociale Casa di Anna di Zelarino sono arrivati i giocatori della Reie. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque, dopo la sospensione del 2020 e la cancellazione del 2021, torna quest'anno il Carnevale di Venezia. Nessun evento di massa in piazza San Marco per evitare assembramenti e dunque rischio contagi. Ci saranno tante iniziative sparse per la città. La chiusura e l'interdizione di tutte le manifestazioni che prevedono aggregazioni di persone che si vanno da quelle grandi manifestazioni che sono il Carnevale in giù. L'annullamento del Carnevale era stata la prima conseguenza dell'irruzione del ciclone coronavirus a Venezia. A manifestazioni in corso, l'annuncio della sospensione dei festeggiamenti il 23 febbraio 2020 aveva rappresentato uno shock in giorni in cui il significato della parola lockdown era ancora sconosciuto ai più. Dopo aver rinunciato a qualsiasi iniziativa nel 2021, il Carnevale di Venezia riparte sabato 12 febbraio fino a martedì 1 marzo con un programma diffuso composto da iniziative dislocate in diversi luoghi della città, dal titolo ispirato ad una citazione di Salvador Dalì, Remember the Future. Ho pensato, che cosa c'è di più surreale e carnevalesco di Remember the Future? Ricorda il futuro, quello che questa città ci dà la possibilità di avere, l'immaginazione e la creatività per affrontare questa città e lo spunto che lei ci regala ogni volta che la viviamo. La programmazione diffusa prevede spettacoli stanziali di musica, circoteatro, burattini, acrobatiche e clownerie. L'Arsenale, ad esempio, sarà un teatro a cielo aperto per celebrare il Carnevale di Venezia 2022 con uno spettacolo sull'acqua. Abbiamo accettato la sfida e ci siamo orientati sempre su eventi da svolgere in terraferma a Venezia e nelle isole che rispettino quelli che sono i limiti imposti dalla legislazione anti-Covid. Non ci saranno i carri, non ci saranno grandi feste di piazza con assembramenti, ma comunque spettacoli, animazione diffusa, possibilità di appunto avere anche partecipare a delle feste organizzate nel rispetto di ogni requisito sanitario, il tutto per dare comunque un messaggio forte al pubblico internazionale e ai nostri cittadini. In piazza San Marco è prevista un'installazione scenografica senza attività di spettacolo, una passerella per sfilare in costume e partecipare al concorso della maschera più bella o semplicemente farsi fotografare. Ci sarà anche il tradizionale concorso delle Marie, ma senza corteo. Ancora per quest'anno niente festa veneziana nel Rio di Cannareggio, volo dell'Angelo, corteo acqua in Canal Grande o sfilate di carri allegorici nelle varie località del comune. Dalla riunione convocata in prefettura a Venezia su richiesta delle imprese coinvolte nei lavori del Mose sono arrivate notizie positive. Ora però resta l'incognita della Corte dei Conti che affinché l'accordo non salti deve dare il via libera entro il 28 febbraio. Una corsa contro il tempo. Sono arrivate notizie positive dalla cabina di regia sul Mose convocata in prefettura a Venezia. Tutte le imprese hanno sottoscritto l'accordo transattivo che dovrebbe così evitare il fallimento del Consorzio Venezia Nuova e quindi preparare la veloce ripresa dei lavori. Il risultato finale però non è ancora in cassaforte. Dal portavoce delle imprese sentiamo perché. Permane però ancora un elemento di forte criticità che in qualche maniera non ci fa uscire tranquilli dall'incontro che c'è stato, nel senso che
Adesso la palla è passata nelle mani della Corte dei Conti, la quale dovrà esprimersi in merito appunto ai contenuti dell'accordo. In sostanza, la bozza del piano di salvataggio del Consorzio Venezia Nuova è stata trasmessa con tutte le firme necessarie solo pochi giorni fa, il 1 febbraio, alla Corte dei Conti, Corte che poi ha 30 giorni di tempo per legge per esprimersi e per inviare eventuali richieste di integrazione. La riuscita dell'operazione è perciò legata al fatto che i giudici contabili non usino il massimo dei tempi previsti, altrimenti si andrebbe al 2 marzo, non riuscendo a mantenere la scadenza invalicabile del 28 febbraio. Nessuno ieri ha potuto rassicurarci su quelli che saranno i tempi che la Corte si prenderà per addivenire al proprio giudizio e dare la propria valutazione. Non è possibile essere certi oggi che per il 28 di febbraio anche questo aspetto, che è fondamentale ed è indispensabile, sia del tutto chiarificato e del tutto sistemato. Senza accordo sarebbe un disastro. A quel punto sarebbero compromesse, oltre che evidentemente le sorti di migliaia di posti di lavoro, ma sarebbe compromessa con ogni probabilità anche l'ultimazione dei lavori per il completamento del Mose. Lunedì sciopero del personale dei nidi comunali di Venezia. L'astensione durerà solo un'ora per non creare disagi, ma potrebbe essere la prima di una serie di iniziative per chiedere un deciso cambio di passo a Caffarsetti, che secondo i sindacati non sta investendo nelle scuole comunali. La misura ormai è colma. Il 7 febbraio, dalle 7.30 alle 8.30, il personale educativo dei nidi comunali sciopererà in difesa di questo servizio. In un comunicato congiunto, UIL e CGIL annunciano lo sciopero degli asili nido del Comune di Venezia. Un'astensione dal lavoro che durerà solamente un'ora, perché l'obiettivo della protesta, chiariscono i segretari dei due sindacati, Mario Ragno e Daniele Giordano, non è danneggiare le famiglie o i bambini, ma mandare un messaggio forte e chiaro alla giunta comunale e ai cittadini. Abbiamo aspettato 4 mesi, aggiungono, nella speranza che questa giunta cambiasse le proprie scelte. Le strutture andrebbero risistemate. Il personale scarseggia sia di personale titolare di sezione sia delle supplenze. Anche 10, 12, 14 bambini una mattina con una unica educatrice. Questo non è il servizio che noi vogliamo. Le educatrici non scioperano per avere più denari, ma scioperano per avere un servizio migliore. Ormai non ce la fanno più. Delle 5 assunzioni promesse per il 10 gennaio ne sono state fatte solamente 3. Anche il personale non educativo è in sofferenza, nessun potenziamento per sostituire chi è andato in pensione e paghe solo per 11 mesi. I sindacati riferiscono anche di aver esposto la situazione in una riunione con i genitori dove era presente la maggioranza dei presidenti dei consigli di nido, che hanno pienamente compreso le difficoltà denunciate. Lo Stato centrale con il bilancio ha messo grandi quantità di denaro a disposizione dei comuni per potenziare il servizio, per ristrutturare, per assumere del personale. Sembra che l'unico comune che non ascolti sia il Comune di Venezia. Domani mattina invece manifestazione davanti all'Arsenale di Venezia contro l'ipotesi di cessione delle parti di proprietà comunale. Quell'area, sostiene il Forum Futuro Arsenale, può rappresentare il rilancio economico della città. Qualsiasi ipotesi di rilancio socio-economico di Venezia può prescindere dal futuro di un'area strategica come quella dell'Arsenale? Secondo un fronte che in città si va allargando, il protocollo con cui il Comune intenderebbe cedere spazi di sua proprietà alla Marina e alla Biennale equivale alla rinuncia di una grossa opportunità di riscatto per la città. Marina e Biennale vanno benissimo, ma non possono essere l'unico progetto per l'Arsenale del futuro. L'Arsenale è un'area vastissima, 1/6 del territorio di Venezia, 48 ettari, addirittura è più grande dello Stato della Città del Vaticano, che sono 44, fra musei, San Pietro, giardini, palazzi e sedi di ben 2 papi, che deve essere destinata a attività commerciali, industriali e soprattutto di organizzazione artigiana di qualità, in questo senso, per la città di Venezia. La città di Venezia ce le ha ancora queste attività. La proposta di un recupero della potestà comunale sull'Arsenale vivrà domenica un momento di mobilitazione con un presidio statico davanti alla Porta dei Leoni.
Il manifesto sul futuro dell'area, lanciato dal Forum Futuro Arsenale, ha intanto raccolto adesioni non solo da associazioni o comuni cittadini di Venezia, ma si è allargato oltre i confini nazionali. Ci sono i musei marittimi del Mediterraneo, che significa raccogliere 52 musei in giro per le principali città che si affacciano nel Mediterraneo, dalla Turchia alla Spagna, organizzazioni culturali inglesi, organizzazioni culturali francesi, in tantissimi stanno dando l'adesione. Diciamo che il mondo della marineria tradizionale, pressoché tutto, l'Istituto di Archeologia e Tecnologia Navale, e anche i musei italiani. Lutto a Chioggia per la morte di Alberto Baldin, 59 anni, guardia giurata di Sant'Anna, ripescato senza vita ieri sera nelle acque della Sacca della Misericordia a Venezia, dove l'uomo prestava servizio. Baldin non aveva più dato notizie da giovedì notte, quando stava effettuando il suo tradizionale giro di ronda. Non squillava nemmeno il cellulare e a quel punto i familiari si sono allarmati e hanno dato l'allarme. Sulle cause che hanno fatto finire Alberto Baldin in acqua è stata aperta un'inchiesta. Tra le ipotesi si parla di una probabile malore del Vigilantes, che proprio per questo motivo sarebbe finito in acqua annegando. Alberto lascia la moglie e 2 figlie. Era zio della consigliera regionale clodiense Erika Baldin. È difficile trovare le parole in questa terribile giornata di lutto per la mia famiglia. Voglio ricordarlo come una persona buona, un instancabile lavoratore che lascia la moglie e le 2 figlie. Ringrazio chi c'è accanto, ha scritto la Baldin con un post su Facebook. Un ordigno è stato fatto brillare a Civitavecchia dalle forze dell'ordine dopo essere stato notato nelle vicinanze della residenza dell'ex manager veneziano, ex presidente dell'autorità portuale di Venezia e Chioggia, oggi numero 1 del porto proprio di Civitavecchia. Una cosa del genere lascia sgomenti e non trova nessuna motivazione o giustificazione. La vera preoccupazione è per mia moglie e mio figlio, perché, per quel che riguarda il lavoro, non sono tipo che cambia idea con le intimidazioni. Così il manager veneziano Pino Musolino, 43 anni, attuale presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, ed ex presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale dei porti di Venezia e Chioggia, ha commentato la notizia che lo ha portato suo malgrado al centro dell'attenzione. L'eco di quanto avvenuto a Civitavecchia è rimbalzata velocemente in laguna. Musolino è stato bersaglio di un presunto atto intimidatorio. Un ordigno rudimentale, incendiario, è stato infatti ritrovato venerdì a Civitavecchia, nei pressi dell'abitazione dove vive con la famiglia. Pino Musolino dirige il porto della capitale. Solidarietà a Musolino è stata espressa in modo trasversale da tutto il mondo della politica veneziana e delle sue istituzioni. Tra queste, ben sintetizzano il pensiero comune le parole della consigliera a Venezia del Movimento 5 Stelle a Ca' Farsetti, Sara Wisman. Solidarietà all'ex presidente Pino Musolino. Nessuno deve rimanere da solo. Questi episodi confermano la necessità di tenere alta la guardia rispetto a attività criminose ed intimidatorie. Secondo le prime indagini, l'ordigno rudimentale, che sarebbe potuto esplodere creando gravi danni, è stato notato da un pensionato che però, invece di dare l'allarme, lo ha portato direttamente nella caserma dei carabinieri. Sono quindi intervenuti gli artificieri che lo hanno reso innocuo. Una pattuglia degli uomini dell'arma si è poi recata sul posto del ritrovamento, ma non sono stati trovati al momento biglietti o altri elementi che possano collegare con certezza l'ordigno a Musolino. Su questo aspetto le indagini sono in corso, così come quelle finalizzate a risalire all'autore del gesto. Il gruppo dei senatori del Partito Democratico ha depositato un emendamento a prima firma del senatore veneziano Andrea Ferrazzi perché venga cancellata la norma che prevede un'unica cessione del credito per i bonus edilizi. È evidente che l'intervento nel decreto sostegni-ter del governo, che blocca la cessione del credito oltre il primo livello, diciamo così, è un intervento sbagliato.
e per questo dobbiamo correggerlo. La norma del decreto Sostegni Ter, che prevede che il credito per i bonus edilizi sia cedibile una volta sola, va eliminata. Una correzione che il senatore veneziano Andrea Ferrazzi intende portare a termine nel corso del passaggio del provvedimento a Palazzo Madama per una misura definita sbagliata sotto molti punti di vista e che tra l'altro avrebbe anche effetto retroattivo. Ho depositato un emendamento al Senato a nome del Partito Democratico in modo tale che questo intervento venga bloccato. Dobbiamo dare stabilità, dobbiamo dare certezze, non è possibile modificare continuamente le norme in corso d'opera, quando i cittadini stanno già sottoscrivendo gli accordi con le imprese, con le banche, con gli enti finanziatori e quando le imprese stanno già iniziando i lavori. Dobbiamo dare stabilità per una crescita sicura per i cittadini e per le famiglie. Secondo Ferrazzi, che ricopre la carica di capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente, stabilità e certezze sono basilari per un settore che sta contribuendo in maniera significativa al rilancio del nostro Paese e all'efficientamento energetico complessivo, in un percorso virtuoso in cui il superbonus 110% e tutti gli ecobonus messi a disposizione di imprese e cittadini stanno rappresentando strumenti straordinari di ripresa. Voltiamo pagina, è stato festeggiato nel cantiere nautico del comune a Malamocco il recupero e varo di un'antica imbarcazione a remi veneziana, la Bissona Bizantina. Dopo quasi 15 anni, la storica imbarcazione Bissona Bizantina della città di Venezia è tornata a solcare, maestosa più che mai, la laguna. Lo ha fatto dal cantiere nautico di Malamocco al Lido di Venezia, dove era arrivata ad un passo dall'essere smantellata. Si tratta di un'imbarcazione a remi, costruita 60 anni fa, che, invece di essere disfatta, operai e mestranze del comune con pazienza e impegno hanno recuperato. L'orgoglio del delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusto. Abbiamo recuperato quello che è un bene storico della nostra comunità, ma appartenente alla nostra storia. La Bizantina, che è la Bissona che era stata dismessa quasi 15 anni fa, che oggi invece ha ripreso acqua in modo sicuramente glorioso, va bene? Rappresenta e ricorda, rievoca la conquista di Costantinopoli, Enrico Dandolo, e che era tra noi oggi, io lo vedevo, va bene, orgoglioso di quello che è il riferimento alle sue gesta. Capitano della squadra è il dirigente Emanuele Medoro, che illustra il lavoro che viene portato avanti dai dipendenti comunali tutto l'anno, in silenzio e dietro le quinte. La Bizantina è una delle bissone, è una delle 11 bissone che abbiamo e che conserviamo presso le tese delle Galeazze all'Arsenale. Era tra le bissone quella che mai sarebbe sperato di rivedere in acqua, era completamente distrutta, nel senso che era stata messa a dimora perché non galleggiava più e anche smontata. È stato nostro orgoglio da parte di tutti di rimetterla in sesto, e quindi oggi questa è una giornata molto molto importante perché un'altra barca storica si riappropria del suo ruolo e di poter navigare ancora in laguna e sfoggiare tutta la sua bellezza nella regata storica, e speriamo anche in altre occasioni. Al lavoro nelle serre e nei campi, ad aiutare e conoscere chi è impegnato nella fattoria sociale Casa di Anna a Zelarino sono arrivati i giocatori della Reyer. Al lavoro nelle serre e nei campi in cui vengono coltivate le verdure biologiche. Per un giorno ad aiutare e a conoscere chi è impegnato nella fattoria sociale Casa di Anna di Zelarino sono arrivati i giocatori della Reyer Venezia. Uno dei principali obiettivi della Reyer, ha fatto sapere il club, è infatti proprio quello di rinforzare il rapporto con il territorio e con le associazioni che operano a servizio della collettività. È bellissimo conoscere e far conoscere anche a chi ci segue una realtà come Casa di Anna. È qualcosa di magnifico vedere tutta l'inclusione sociale e dei progetti che si portano avanti da anni, e anche la crescita, perché ci siamo conosciuti un po' di anni fa, era un po' più piccolo, adesso vedo che è tutto cresciuto. L'iniziativa è stata importante anche e soprattutto per favorire un momento di incontro tra alcuni giocatori della Reyer Venezia e i ragazzi affetti da disabilità che operano nella fattoria sociale di Zelarino, un casolare immerso nella campagna nel quale si coltiva e rivende frutta e verdura biologica. Casa di Anna è una fattoria sociale. Sociale vuol dire dare un'opportunità di lavoro a persone che non ce l'hanno e non lo avranno mai. E quindi voglio enumerarli
persone disabili oppure persone che hanno perso il posto di lavoro per qualche marachella, oppure minori che hanno una famiglia disgraziata e quindi sono alla ricerca di una dignità. Il nostro motto è fare bene le cose per fare del bene agli altri. È tutto, c'è il meteo, grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al meteo. Contenuto indebolimento dell'anticiclone nel weekend e transito di un debole fronte su parte d'Italia. Il nostro territorio resterà ai margini e il tempo si manterrà stabile, ma vediamo la situazione. Sul Veneto, nel dettaglio, la giornata di domenica 6 febbraio si caratterizzerà per un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, qualche nube bassa in pianura e probabili foschie ampie e schiarite durante le ore centrali, occasionale nevischio sulle Dolomiti settentrionali a partire dal tardo pomeriggio. Temperature stazionarie saranno piuttosto miti, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime comprese invece tra i 7 e gli 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà anche qui soleggiato, con qualche addensamento sempre nel tardo pomeriggio e isolati piovaschi di sera. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove ci attende una splendida giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.